Tornano in corteo i No Pass che hanno preavvisato per stasera a Padova una manifestazione dinamica a partire dalle 20. Ritrova e partenze in piazza Garibaldi, poi il corteo si snoderà lungo le strade che non sono coinvolte dalle disposizioni emesse dalla prefettura dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di giovedì scorso. Quindi i manifestanti eviteranno le piazze e le vie del centro storico. Dopo la polemica per il mancato uso della mascherina durante la manifestazione statica di sabato al Parco Europa e per il quale sono in arrivo almeno 50 multe, il promotore del corteo del Movimento Veneto No Green Pass si è impegnato formalmente a rispettare la normativa nazionale e l'ordinanza del sindaco di Padova che impone l'obbligo di mascherina e il distanziamento. L'organizzatore si è anche impegnato a individuare delle persone addette al controllo del rispetto di queste due regole. La manifestazione sarà ovviamente controllata da un imponente dispositivo di forze dell'ordine pronte ad intervenire nel caso venissero messi in atto comportamenti non conformi alla legge.